Buongiorno ragazzi, buon terzo giorno. Intanto abbiamo saccheggiato la colazione. Lo finiamo, andiamo a vedere com'è il tempo. Ecco, come detto, siamo in spiaggia, il tempo non è proprio dei migliori, però insomma ci sono delle velature stupende. Infatti oggi non metterò neanche la crema solare per ora. E ahimè siamo al terzo, appunto, e ultimo giorno intero, quando c'è il galeone in partenza. È il terzo e ultimo giorno intero, sono direi volate queste vacanze. E l'affitto di questa stanza d'hotel comunque è stato veramente un'ottima scelta, tralasciando il lato economico, però comunque la stanza in sé meritava. Tanta roba, oh. E niente, adesso prendiamo un po' di puntarella ancora. Poche scuse, anche come aforismo. Tra l'altro pranzo con vista a Piazza Mazzini. Comunque riflessioni pomeridiane, e adesso che purtroppo la vacanza è quasi giunta al termine, si inizia già a sentire appunto quella sensazione di non malessere, perché è esagerato, però di malinconia, ecco, perché il tutto sta per finire. E ogni anno quando arriva questo momento cerco di sfruttarlo a mio favore per tramutarlo in una fonte di ispirazione, per fare il massimo durante l'anno in modo da permettermi sempre di più questi momenti poi una volta giunta l'estate o le vacanze di Natale, quello che è. Quindi non tutto il male viene per nuocere, questo è il pensiero profondo che mi viene in mente oggi pomeriggio. Intanto qui c'è un ospite poco desiderato, però noi li lasciamo lì e non andiamo a disturbare. Altro pensiero di oggi: la pazienza è la virtù dei forti. Ecco, come vedete, questo è l'ultimo sole del terzo giorno e adesso stiamo ancora un po' qua a bighellonare sullo sdraio. Tra poco ci appresteremo a tornare alla base. Ora qui dall'ingresso del mare siamo giunti alla fine del terzo giorno, infatti è appena passata la mezzanotte, siamo entrati nel quarto e ultimo. Ahimè oggi non ho filmato molto, non sono stato più in spiaggia che altro. E niente, spero si sentirà qualcosa perché qui c'è un gran chiasso e noi ci rivediamo domani per il quarto e ultimo giorno.